Partita dai toni decisamente bassi da parte nostra. È vero che abbiamo tenuto per buona parte della gara il possesso palla, ma un possesso palla fino a se stesso, in quanto oggi poca cattiveria, abbiamo sbagliato troppi passaggi, troppi interventi, 2 gol al solito subiti su palle da fermo e diciamo che una vittoria, una sconfitta decisamente meritata. Il solito impegno ce l'abbiamo messo, ma oggi come le altre volte noi abbiamo bisogno di cattiveria, se non mettiamo quella diventiamo una squadra di poco conto. La squadra avversaria, ripeto, ci ha sovrastato benissimo fisicamente, era molto superiore a noi fisicamente, con questi palloni lunghi dove hanno fatto sicuramente la differenza le difese e gli attacchi avversari, in quanto gli attaccanti suoi hanno preso un bel po' di palloni e i nostri attaccanti un po' meno, li hanno presi i difensori avversari. Ripeto, toni decisamente bassi, troppo bassi. Con questo gioco, quel gioco molto prevedibile, è difficile andare in gol. È vero che si poteva riaprire la partita quando c'è stato un calcio di rigore grande quanto una casa, più di mezzo metro dentro, visibile dalle immagini, ma già si era visto dal campo, ma gli arbitri a noi i rigori non ne fischiano perché sanno che noi dobbiamo andare a fare gol su azione. Non si è fatto male, è semplicemente un cambio tattico, nulla più. Noi affronteremo la Nissa come abbiamo affrontato tutte le altre squadre, a viso aperto, andarci a giocare la partita e quando finirà vedremo il risultato.